L'ultima chiusura di una casa di appuntamenti nel centro storico veneziano risale a 30 anni fa. Ora gli uomini del servizio sicurezza urbana della polizia locale lagunare hanno scoperto una casa gestita da 2 sfruttatori stranieri nella quale lavoravano a turno 5 ragazze sudamericane, in prevalenza brasiliane. L'operazione è scattata intorno alle 4 del pomeriggio in un edificio della zona dei Santi Apostoli, in Strada Nuova, a poca distanza dal ponte di Rialto, nel sestiere di Cannareggio. Ha interessato un'abitazione che da qualche mese era tenuta d'occhio a causa del viavai continuo di persone. L'operazione, che si è conclusa a tarda notte, ha portato al sequestro del locale, in quanto adibito in via continuativa ed esclusiva all'esercizio della prostituzione. Al momento dell'intervento nella casa c'erano 2 ragazze straniere mascherate, visto il periodo di carnevale, impegnate con 2 clienti italiani. 2 gli sfruttatori, a loro volta stranieri, denunciati al termine dell'operazione. A quanto è dato sapere, la casa era inserita in un circuito di locali simili, che da tempo pubblicizzava l'offerta di sesso a pagamento sia su internet che su giornali di annunci. La facilità di accesso alla casa, posizionata vicino ad uno degli itinerari classici per chi passa un periodo di vacanza a Venezia, faceva sì che anche diversi turisti italiani e stranieri, informati dell'esistenza della casa dai portieri di alberghi, si avvalessero delle prestazioni delle ragazze. Molto probabile che proprio il periodo del carnevale, con grande afflusso di visitatori, facesse pensare agli sfruttatori e alle ragazze che fosse in arrivo un periodo di superlavoro. Molte le prestazioni offerte a tariffe che sono state definite medio-alte da parte degli investigatori.